Mamma mia, ma che vuol dire che fa? Chi sono calamari? Bottonato. Favorito, capo consolato. Zia Teresa, Quindi Davide, che ci abbiamo qua? ho comprato questo, uno solo però, e calamari. Un bello calamaro? Sì, voglio fare imbottite. Ah, un calamaro imbottito facciamo? Sì, però bene. non voglio fare né canna macinata né uova, no. No, Voglio mettere stesso questi qua dentro. stesso questi qua e altri ingredienti. Sì. Bello, Mettiamo bello sto olive e calamaro. chiapperi, Olive, capperi, un po' di pulite di panna, prezzemolo, un po' di aglio. prezzemolo, l'aglio. Lo facciamo un calamaro ripieno Sì. di mare, diciamo. Non facciamo canne E e pesce. pesce. Certo, c'è Terra anche chi e lo fa- mare. Quindi ho visto che avete tolto le ali del calamaro. Adesso lo E anche e facciamo le... piccolini piccolini, vedi? Sì, avete tolto le ali e i tentacoli. Sì. E adesso li andiamo a sminuzzare tutti. Sì, perché poi tutto questo devo friggere. Allora, zia Tere, adesso andiamo a tritare il ripieno Sì. di questo calamaro imbottito. Io l'ho fatto con l'oliva, chiappari, Ok. prezzemolo, Quindi olive, capperi, prezzemolo aglio e uno spicchio d'aglio. e poi mi ci metto dopo la monica di panna. E adesso si va a sminuzzare il tutto. Sì. Mi raccomando, fatelo venire bello piccolo piccolo. Allora, noi i nostri calamari, praticamente le ali e i tentacoli li abbiamo belli triturati piccolini piccolini. Sembra che basta qua. E adesso andiamo a friggere. Mettiamo un po' d'olio, non Nos- molto, perché mi ha fritto tutta Eh sì. sta roba qua. Ecco qua, zia Tere, andiamo a friggere il nostro Olive, chiappari, prezzemolo e aglio. ripieno. È come dura, Sì. mamma mia. Adesso lo andiamo a soffriggere bello bello. E adesso aggiungiamo i nostri calamari. Eccoli qua. Ripetiamo le ali e i tentacoli che abbiamo tritato. Ecco qua, lo faccio vedere il sapore. Qua zia Teresa sta venendo una dura impressionante. Senti, odore di mare. Mamma mia, che bello. Poi con queste olive dentro, diciamo la verità, spettacolari. Mica voglio spaghetti che te faccio. No, ma mi sta venendo proprio voglia di spaghetti. Zia Teresa. Vino bianco a sfumare. Ecco qua. Eccolo qua. Zia Teresa, adesso anche un po'. Poco. Poi non tanto di pepe. No, solo per giusto fare... aromatizzare un po', perché Sì. siamo a fine cottura. Zia Teresa, ma che te la mangi piccione questo. Ehi! Tutto mullo che le pane. Chissà, ma fai l'imbattitura? Eh sì, abbiamo spento Ecco sotto qua. e adesso aggiungiamo anche le mollichine di Sì, pane. poi facciamo assorbire tutto, ok? Sì, che devono assorbire questo bel Sì. sughetto. Che poi sarà tutto il ripieno, perché con questo qua, lo vedete, lo andiamo a imbottire il calamaro. Ecco qua, zia Tere, mo si va all'imbottitura. Non è una Ecco qua. mettiamo tutta questa roba in. Ma c'è una casettiera befana. Eh, Ovviamente per aiutarvi a far scendere tutto il ripieno, fatelo un po'. sì, mo sbattiamo poco. Dategli una trasullata in modo che quello se ne scenda. Capitanamente sbattiamo poco. Sbattimelo poco. Ecco qua. E adesso L'abbiamo imbottito bottito, e ora è chiuso. lo andiamo a chiudere con lo Sì, ma stuzzicadenti. metto lo stuzzicadente e chiudo, metto pure questa roba, ok? Eh sì, no, chiudiamolo bene perché non siamo Sì. mai che si apre e dopo è un peccato, dopo ho fatto tutta questa fatica. Ecco qua. Mo andiamo a friggere. Ah, Davide, ho messo un altro poco di Di olio. però la vedo non l'ho lavata perché mo stessi con zucchero, saro. Stesso in quella pentola là dove abbiamo Per fatto il ancora un po' ripieno. di sapore, capito? L'olio è pronto, Ecco qua. e caliamo il nostro Ecco qua. calamaio. E mo facciamo fare Lo lentamente. facciamo fare anulate, panate. Davide, Vedete il calamaro si è rosolato per sì. bene. Mo mettiamo un po' di vino bianco in. Ora lo andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Lo facciamo ubriacare. Con le tomazzi. È arrivato il momento dei pomodorini, romazzi, ecco qua. E poi facciamo con tutte cose. Andiamo a colorare il nostro Sì. O calama. bottino. Mo ciorba che sa. Ora poi che sale ci vuole, Eh sì. giustamente, perché c'è il pomodoro che è dolce. Sì. Ci mettiamo su bello un po' di zucchero. Ecco qua, è pronto il nostro calamaro Ecco qua. imbottito. Che spettacolo! Un sughetto spettacolare direi. Un po' di prezzemolo sopra ovviamente. E prende avuto un quadro, visto, eh? Lo dipinto. Ecco qua. Eccolo qua, Guarda zia qua, Tere. guarda. Andiamo a vedere che ci sta. Mamma mia, ma che vuol dire che fa? Che ve lo dico a fare, zia Tere? Ragazzi, favorito, veramente consolato. E mo ce l'abbiamo a mangiare? Eh sì, chi sono calamari, bottonato. Favorito, capo consolato.